Ci hanno insegnato a non sbagliare, ma è sbagliando che impariamo a vivere. La forza dell'errore racconta l'errore come un alleato, non come un nemico. Un libro per chi vuole crescere senza paura di cadere, perché chi sa fallire meglio diventa più libero. Pensate, c'è anche un cagliaritano nella squadra che vinse il campionato 1969-70 e a dire il vero faceva parte della rosa ma non giocò neanche una partita, ma faceva parte comunque del team della squadra che peraltro venne portato in panchina in Coppa Italia, non debuttò con la prima squadra ma faceva parte di quel gruppo. Si parla di Antonio Chessa e anche lui fa parte di quella generazione di giovani che gravitarono intorno al Cagliari dello scudetto. La traccia è soprattutto quella che è stata trovata relativa al 70-71, dove Antonio Chessa compare insieme a tanti altri nella De Martino, squadra che era risultata allargata. Non compaiono risultati nella prima squadra, come abbiamo detto, faceva parte comunque dell'intera rosa. Il cognome è diffusissimo, difficilmente riuscire a trovare altre notizie, non è stato facilissimo addirittura risalire a quello che era il nome, ma lo abbiamo almeno identificato. Ripeto, Antonio Chessa è giocatore che fece parte del Cagliari dello Scudetto 69-70.